Eccoci qua. Allora, segretario Filice con noi. Questa questione, come innanzitutto lo spaccato territoriale, com'è la situazione nel Veronese? Prima di entrare nel merito della situazione veronese, dei numeri, perché dopo dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, un non Sì, autosufficiente. ma poi non servono numeri, è un po' fare un quadro generale. Sì, diciamo il quadro generale è che noi abbiamo una fetta di popolazione del Veneto che si occupa degli anziani e si calcola sul 9,6%, quindi quasi un 78.000 persone. E chi ha l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità a Verona sono all'incirca 34.000 anziane e anziani, e abbiamo invece, rispetto alle impegnative e quindi di residenzialità, 2.500 posti letto. Quindi questo è lo spaccato di un divario tra il bisogno delle persone, i posti letto e conseguentemente anche tutte quei familiari che si occupano, i caregiver, che si occupano delle persone non autosufficienti a casa. E a volte, come diceva prima il mio collega, non è necessario avere un'invalidità totale, basta un'invalidità parziale che non arriva al 100%, per cui queste persone devono occuparsi degli anziani e degli anziani a casa, con un paradosso, tra l'altro, che questo problema viene scaricato sui familiari, su chi assiste, no? E quindi da una parte le famiglie devono trovare un assistente familiare, volgarmente chiamata badante, no? E dall'altra se ne occupano personalmente. Tra l'altro con un problema che in questo paese, dato che è stato scaricato sulle famiglie, anche se tu metti una persona in regola, come noi come sindacato sosteniamo, però la domanda è: che incentivi vengono messi in campo per poter regolarizzare e avere una persona regolarizzata in famiglia? E questo è un grande tema, perché noi abbiamo da una parte le famiglie che hanno la necessità di essere sostenute per l'accudimento delle persone non autosufficienti, e abbiamo anche il problema economico di poter trovare anche delle persone che si occupano dei nostri familiari. In termini fiscali, in termini di sostegno dei comuni, abbiamo un sistema che ci permette di aiutare queste famiglie. Non è assolutamente vero, perché basta che vedere quando tu metti in regola e poi hai un sostegno economico, il sostegno economico è, rispetto al quanto si spende, assolutamente insignificante. Per cui non c'è la volontà. Ricordo anche che recentemente è stato pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità le patologie che sviluppano le persone che sono chiamate ogni giorno a occuparsi dei propri familiari. Questa ricerca ci dice che il 41% delle persone che si occupa per molto tempo dei familiari non autosufficienti il 41% sviluppa delle patologie. E quindi questo è un problema enorme e grandissimo, che noi chiediamo che la politica, anche a livello regionale, affronti con consapevolezza. Per cui quando noi come sindacato chiediamo più impegnative, più posti letto, nello stesso tempo, contestualmente, oggi deve essere anche al centro la possibilità di aiutare i familiari a casa che si occupano delle persone non autosufficienti. E come lei ha detto prima, c'è un problema di formazione, c'è un problema di sostegno economico e c'è un problema di sostegno psicologico. Sono queste tre questioni che la Regione deve mettere al centro. Quindi tutte le istituzioni, a partire dal governo centrale, per arrivare alla Regione e per arrivare ai comuni, devono mettere al centro della questione una fetta di popolazione che è sempre più grande, perché come dicevo prima, i numeri a Verona ci dicono che quasi 78.000 persone nella provincia di Verona, su una popolazione di 900.000 persone, si occupa dei propri familiari.
Assolutamente, no, ma poi era un po' la questione che anche se questi si occupano dei propri familiari, molte volte l'anziano è solo, cioè anche con la stessa badante, assistente esterna, eccetera, molte volte viene lasciato per tanto tempo solo, senza gli stimoli. Cioè in una struttura attrezzata di un certo tipo, di un certo livello, comunque esistono degli educatori, degli psicologi, delle persone che fanno svolgere delle attività. Invece tra le pareti domestiche, per quanto care e amate, però l'anziano resta abbandonato, tra virgolette, si rincretinisce, insomma, davanti alla televisione e non è il massimo. È appunto per questo che quando noi facciamo come negoziazione sociale nel territorio gli incontri con i sindaci, con le amministrazioni, chiediamo da una parte l'albo delle badanti e dall'altro un percorso di formazione importante che permette di avere la possibilità di trovare persone professionali e formate professionalmente che si occupano di questo problema, esercitando anche una professionalità. Quindi la nostra azione ha anche questo scopo, lo scopo di avere persone competenti nelle proprie famiglie che si possono occupare delle anziane e degli anziani. Assolutamente, questo è importante, però un attimo, c'è un messaggio: sono estremamente d'accordo con il signor Giollo, bisogna creare delle regole, se poi qualcuno sceglie altri metodi è una scelta, ma dobbiamo sempre tutelare tutti. E questo effettivamente è un dato di fatto. La sostenibilità economica, perché adesso qua noi parliamo degli attuali anziani, alcuni stanno bene, hanno per fortuna delle belle pensioni, abbiamo sempre detto aiutano i figli, tante volte se non c'è il nonno, se non c'è l'anziano, padre, madre o nonno, tanti nipoti o figli hanno delle difficoltà, altre volte hanno delle pensioni un po' più rosicate e appunto in questi casi qui c'è il problema, c'è il grave problema, non riescono neanche ad arrivare a fine mese per mangiare, poveretti. Da qua in avanti però si presenterà l'altro problema, pensioni molto più basse, cioè io dico guardare il passato e il presente va bene, però bisogna guardare anche un po' il futuro, perché i baby boomers arriveranno prima o poi al traguardo della pensione e le proiezioni sono sempre peggio. E allora è evidente questa cosa, nel senso che già oggi abbiamo delle situazioni certamente positive, ma la gran parte dei pensionati hanno pensioni per cui fanno difficoltà a arrivare a fine mese. E il futuro si preannuncia anche peggiore, perché le regole, per come sono state modificate, porteranno evidentemente ad avere pensioni sempre più lontane da quello che è il reddito da lavoro, sapendo che tra l'altro già il reddito da lavoro oggi in Italia è uno dei più bassi d'Europa e tantissime famiglie pur lavorando sono in condizioni di povertà, infatti. Quindi questa cosa c'è tutta, infatti oggi noi stiamo parlando di queste cose, ma poi una delle attività centrali che facciamo come sindacato pensionati ovviamente è quello di mobilitarci per avere un aumento delle pensioni che stia in linea con quella che è l'inflazione che c'è stata in questi anni, che così come ha eroso gli stipendi da lavoro ha eroso anche le pensioni. Parlando della parte economica c'è tutto il tema del fondo sulle impegnative di cura domiciliari. Oggi in Veneto ce ne sono 9, però vengono erogate a circa 32.000 persone, se non abbiamo dati errati, in tutto il Veneto, e in alcuni casi sono anche importanti sul piano economico, ma in altri, in particolare l'ICDB, che è quella usata più di tutto, è una risorsa importante ma abbastanza piccola. Queste cure domiciliari da chi possono essere richieste e a quanto vanno? Sono richieste dalle persone che sono in condizioni di non autosufficienza o comunque che hanno un bisogno assistenziale.
sono divise per bassa, media e alta bisogno assistenziale e sono divise anche per patologie. Ma la persona deve andare, cioè ci ascolta la classica signora che ha il marito che non è autosufficiente. La classica signora dal marito deve fare, sono divise in due modi. Uno, il referente è il comune per alcune di queste indennità, l'altro referente è l'ULSS per altre indennità. Ma il medico di medicina generale che decide, cioè che dirà sì vai dal comune, sì vai dal... Sì, il medico di medicina generale da questo punto di vista è comunque una figura importante, ma altrettanto importante è l'assistente sociale del comune che segue in particolare tutte queste assegnazioni. Quindi andare in comune, rivolgersi al servizio assistenti sociali, sì, il servizio sociale insomma sostanzialmente, sì, e chiedere alla luce dei chiedere certificati quali impegnative di cura domiciliare si possono ottenere, sapendo che vanno da un minimo di 120 euro mensili a un massimo di 2.000 euro mensili, ma solo nel caso della SLA in questo caso, quindi siamo in una situazione del tutto particolare. Sono ovviamente collegate quasi tutte anche al reddito, alla condizione economica delle famiglie, quindi è opportuno fare questo. Ma quello che vogliamo dire noi in questo momento è che sia nel numero e sia nell'importo siamo lontani da quelle che sarebbero le esigenze della popolazione del Veneto, che sta tra l'altro invecchiando in maniera esponenziale. Abbiamo visto i non autosufficienti quest'anno sono 268.000 secondo le nostre proiezioni, l'anno scorso erano 265.000 e via via, cioè crescono ogni anno, perché questo è il trend che abbiamo. Siamo in chiusura, una battuta, segretario Filice. Sì, la battuta è che presso le nostre sedi noi abbiamo istituito recentemente un servizio che permette di informare i familiari delle persone non autosufficienti nel percorso, perché il percorso non è così semplice e non è così scontato a rivolgersi e a chi e a che cosa e dove poter accedere rispetto a aiuti economici, sostegni economici rispetto alla propria condizione economica. È qualcosa di importante, le persone non sono informate, per cui presso le nostre sedi voi troverete tutti i nostri volontari che potranno dare un'indicazione del percorso dall'inizio, cioè dalla visita medica, fino a dove bisogna andare, a chi bisogna rivolgersi per poter accedere ai servizi del territorio. Perfetto, benissimo, la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, alla prossima ci rivedremo, magari avrà l'opportunità anche di venire con noi in studio. Siamo in chiusura, segretario, queste sono istanze che voi fate da tempo, su cui rimarcate l'importanza e l'urgenza. Assolutamente sì, come dicevo prima, alcune di queste norme non sono state mai fatte, penso anche a tutta la norma sulle case di riposo, altre sono purtroppo oramai anziane, diciamo, rispetto a una società che è cambiata. E quindi chiediamo a chi governerà il Veneto evidentemente di porre mano a queste norme. Io aggiungerei anche di avere un rapporto diverso con le organizzazioni sindacali e con i soggetti sociali che vi sono nel territorio, che magari possono dare anche una mano nel comprendere meglio la situazione esistente. Grazie molte, abbiamo visto anche un altro messaggio, non l'ho letto ma che era andato in onda comunque, appunto, dove si chiede appunto l'intervento anche in termini economici, per cui trovare le risorse. Questo è l'altro aspetto che i nostri telespettatori sottolineano, perché di fatto poi c'è sempre quel problema denaro. Grazie di averci seguito, appuntamento a presto naturalmente, sempre con lo Speech IGL, rivedete poi la puntata sul web.